Bentrovati, oggi parliamo di tasse, di fisco, di cartelle esattoriali e del modo in cui si può pagare di meno. Stiamo parlando della rottamazione quinques, ovvero la quinta rottamazione, e lo faremo con il dottor commercialista Armando Crispino, al quale do il benvenuto. Dottor Crispino, grazie per essere qui con noi. Già sono arrivate delle domande ancora prima di andare in onda, perché sapete che durante il telegiornale lanciamo l'argomento del focus. Iniziamo proprio dalla domanda più semplice che possa esserci: cos'è la quinta rottamazione? Prego, dottor. Grazie, buongiorno anzitutto. E anche buon pomeriggio, buona serata. Entro subito sull'argomento. Attraverso la rottamazione quinques o 5 c'è la possibilità di poter chiudere i propri debiti verso l'agente della riscossione con un importo ridotto in relazione all'importo originario. Perché parliamo di importo ridotto e di agevolazione? Perché quando il contribuente non versa l'imposto o il tributo alla scadenza stabilita, l'agente della riscossione poi provvede a notificare i vari atti successivi con le sanzioni, con gli interessi, con i costi di accessori di recupero del credito, e quindi la somma può aumentare del 30, del 40, del 50% a secondo dei casi. Quindi con questa rottamazione si ritorna al debito originario senza tutte queste maggiorazioni. Quindi capiamo bene che il beneficio può essere veramente importante. Che tempi ci sono? C'è la possibilità di poter presentare la domanda entro il 30 di aprile prossimo 2026, entro il 30 giugno sempre del corrente anno l'agente della riscossione provvederà a notificare, cioè a comunicare al contribuente che ha aderito l'importo in relazione a quella che è la richiesta del contribuente, e poi il 31 luglio ci sarà la scadenza della prima o unica rata. Bene, io vorrei ricordare il nostro numero di telefono, che è il 342 7455 005. Con un messaggio potete rivolgere delle domande al dottor Crispino. Intanto ne è già arrivata una. Ci chiedono, il signor Salvo voleva delle informazioni sulla rottamazione quinques, sui tributi locali a Catania e bolli auto e come aderire. Benissimo, anzitutto mi piacerebbe chiarire che non tutti i tributi sono definibili, o non tutti lo sono definibili al 100%. Sono definibili solamente quei tributi o imposte che derivano dalla dichiarazione del contribuente. Il contribuente ogni anno sappiamo che è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi, sia persona fisica che impresa, e da ciò poi scaturisce un obbligo tributario, un obbligo di pagamento. In quel caso questo debito è rottamabile. Laddove il debito iscritto a ruolo derivi da un atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quindi da un'attività investigativa successiva, in tal caso l'importo a debito non è rottamabile. E questa circostanza, che differenzia sostanzialmente la rottamazione quinques dalla quater, da quella precedente. Questo lo specifico perché molti utenti pensano che in questa rottamazione ci rientri tutto come le precedenti, quindi questo è l'elemento di differenziazione. In relazione al quesito del nostro spettatore da casa, chiede se i tributi locali rientrano. I tributi locali, essendo di competenza dei comuni, la decisione se far rientrare questi tributi o meno spetta al comune. La norma nazionale prevede che i comuni possono deliberare, cioè possono decidere se far aderire i propri cittadini alla rottamazione o meno. Quindi ogni comune nelle prossime settimane, questa ovviamente è una scelta politica da parte della Giunta e del Consiglio Comunale, deciderà se favorire i propri cittadini con la rottamazione o meno alle medesime sempre condizioni. Quindi come stampa possiamo caldeggiare le singole amministrazioni comunali, i singoli sindaci ad aderire a questa rottamazione, perché certamente sarebbe una buona mano d'aiuto per quanti non sono riusciti a pagare la tassa sui rifiuti, per esempio la Tari o l'IMU, la tassa sugli immobili. Ma diciamo che questa apertura sui singoli comuni deriva da una
pressione politica da parte dell'Associazione Nazionale dei Comuni su richiesta proprio dei sindaci. Lanci, sì, dall'Anci, esattamente, sì, quindi probabilmente ci sarà questa opportunità per molti cittadini e per molti comuni italiani. Però dovrebbero deliberare piuttosto in fretta, perché se la scadenza ultima è il 30 aprile, insomma, mancano dei mesi, ma insomma neanche poi così tanto tempo c'è, quindi sì. I comuni dovrebbero subito darsi una mossa. E allora abbiamo incominciato a dire chi può aderire, le persone fisiche o anche le società, le associazioni, tutti? Possono aderire tutti i soggetti, quindi le imprese, le associazioni, le persone fisiche, non ci sono limitazioni di sorta a chi può aderire. Un altro dettaglio importante che vorrei specificare, che è una domanda molto ricorrente, è devo pagare tutto in unica soluzione o posso pagare a rate? Ed eventualmente in quante rate e se c'è una maggiorazione di sorta di interessi laddove scelgo di pagare a rate. La risposta è affermativa e questo è un elemento veramente interessante anche in relazione alla rottamazione quater. C'è la possibilità di pagare in 54 rate bimestrali, quindi 9 anni, in un periodo piuttosto lungo, quindi anche chi ha difficoltà, chi ha già altri carichi di altre rate, avrà la possibilità di poter dilazionare. Ha un interesse del 3% l'anno, quindi diciamo ha un interesse con un costo sostenibile. Quindi il contribuente potrà scegliere se pagare da una rata, quindi una rata singola per intero, magari per importi più modesti se non vuole poi ricordarsi il pagamento bimestrale, o portare questo debito in 54 rate. Questo è un elemento importante perché sulla precedente rottamazione quater il tempo era limitato, che era 48-60 rate in relazione a alcune condizioni, quindi c'è la possibilità veramente di avere tutta la comodità per poter procedere al pagamento. Qualcuno ci chiede, anche i bolli auto si possono pagare così? Se qualcuno non ha pagato insomma, il bollo auto negli anni precedenti, può rottamare questa cifra? No, il bollo auto è un tributo di competenza della Regione, quindi questo anche in tal caso dipenderà dalla delibera della Giunta regionale. Devo dire che per gli anni precedenti, al di là della rottamazione quater o quinques, la Regione ha sempre deliberato di varie rottamazioni solo dei bolli auto, quindi su questo bisogna seguire il sito dell'ACI regionale e capire la Regione come si muoverà, ma negli anni ha sempre aderito alla rottamazione dei bolli. Anche quindi dobbiamo aspettarci che da anche è stata una notizia che non è mai circolata così tanto, però diciamo, la Regione ha sempre aderito a tutte le rottamazioni, anche autonomamente. E quindi possiamo sperare che anche questa volta la Regione aderisca alla rottamazione. Qualcuno ci chiede, ma dove posso vedere le cartelle che sono rottamabili? Bene, bisogna essere muniti di SPID o carta d'identità elettronica digitale, accedere al sito dell'Agenzia della Riscossione e all'interno del sito c'è una funzione che richiede, c'è scritto testualmente, richiedi prospetto informativo. Si inserisce la mail del contribuente o altro indirizzo mail e a quell'indirizzo mail arriverà un prospetto degli importi che sono rottamabili, con un dettaglio importante, quindi il numero di cartella, l'importo originario e l'importo al netto del sanzioni, agi, interessi, quindi l'importo da pagare, l'importo netto che è possibile rateizzare. Sì, perché abbiamo detto che purtroppo tasse, oneri vari fanno aumentare l'importo originario anche del 30%, quindi su 2.000 euro che magari si devono pagare si arriva a cifre importanti. Sì, questo dipende anche dall'anzianità della cartella, perché essendoci interessi di mora che vanno al 6-7% l'anno, questa maggiorazione ad oggi può arrivare anche al 60-70%. Un dettaglio importante è anche la possibilità del contribuente di scegliere quali cartelle pagare, cioè arriverà il prospetto informativo dell'Agenzia della Riscossione, poi il contribuente in breve per la propria possibilità può dire io posso aderire per una cartella o posso aderire per tutta la cartella, quindi non è di fronte a un opt-out per cui io aderisco a tutto o a niente. Ecco, quindi si può scegliere anche si può scegliere quale... Esattamente, perché magari ci possono essere anche delle cartelle rottamabili per le quali possibilmente c'è un contenzioso in atto, c'è una contestazione, quindi non si voglia aderire, anche perché
l'adesione alla rottamazione per quella cartella poi fa decadere anche l'eventuale contestazione, perché dico la voglio pagare al netto di sanzioni e interessi. Se la rottami significa che tu stai acconsentendo che in realtà quella cartella la dovevi pagare, erano tasse che non hai pagato in tempo utile, quindi ci sono stati degli interessi di mora e questi possono essere cancellati proprio con la rottamazione. Qualcuno ci chiede, ma anche i condomini possono aderire a questo tipo di rottamazione? Sì, sì, possono aderire tutti, ovviamente l'importante è che si abbia un codice fiscale, perché senza il codice fiscale non ci potrebbe essere debito d'imposta all'interno del nostro ordinamento, anche i condomini. Altro nostro telespettatore ci chiede, sto pagando le rate della Quater, abbiamo capito col dottor Crispino che c'è già stata una rottamazione appunto in precedenza, adesso siamo alla quinta. Ecco, può pagare adesso, può aderire anche alla quinta? Ecco, la domanda è molto interessante perché pone in relazione chi sta pagando la Quater in relazione alla quinquest, la 4 con la 5. Chi è in regola con i pagamenti della Quater, significa essere in regola chi ha pagato regolarmente entro il 30 di novembre, che era la scadenza dell'ultima rata della Quater, deve continuare il piano di ammortamento, cioè le rate della Quater. Potrà fare una quinquest per tutte quelle cartelle che non erano all'interno della Quater. Quindi chi ha pagato regolarmente la Quater, quindi non è decaduto, continuerà la Quater continuerà la sua strada, cioè col suo piano di ammortamento, con le rate previste, e potrà fare la quinquest per altre cartelle che sicuramente saranno arrivate successivamente alla scadenza della Quater. Insomma, bisogna dimostrare di essere dei buoni utenti, persone che hanno aderito alla rottamazione, stanno pagando le cartelle che rientravano nella Quater e allora si può aderire alla quinquest. Sì, con una precisazione. Se si è morosi con la Quater, credo che non si possa aderire alla quinquest. No, paradossalmente chi non ha pagato la Quater alle scadenze può inserire tutto nella quinquest, sostanzialmente. Quindi c'è un'altra opportunità. C'è un'altra opportunità, quindi se io ho pagato la Quater regolarmente continuerò a pagare la Quater. Se non l'ho pagata, nel senso in parte non l'ho pagata. E quindi sono decaduto, cioè ho perso il beneficio perché non ho pagato le rate in regola, potrò fare rientrare tutto nella quinquest. Anche se con la quinquest è stato introdotto un principio per cui se io non pago una rata, visto che il tempo è piuttosto lungo di 50 rate, se io non pago una rata decado subito, mentre con la Quater c'era l'opportunità di un ritardo che consentiva di rimanere all'interno del beneficio, con la quinquest si è secchi, cioè se paghi in regola bene stai dentro, godi del beneficio, se non paghi decadi. E che cosa succede se decado? Questa potrebbe essere una domanda interessante da parte di qualche contribuente. Se non pago e decado, ovviamente, ritorna in vita il debito originario per intero, e le somme pagate in corso di rottamazione vanno sottratte, però sul debito intero. Quindi si pagano tutte le more, gli interessi di more. Quindi il suggerimento che noi diamo come professionisti è fare un'attenta analisi di quali sono le cartelle, di quanto viene la rata, di fare una simulazione della rata, capire se la rata è sostenibile in relazione alla mia posizione personale e a quel punto eventualmente fare magari o presentare più domande di rottamazione per alcune cartelle piuttosto che per altre, oppure rottamare solo le cartelle per le quali io sono certo di poter pagare, perché il rischio è che se poi la faccio per tutti e non posso pagare perdo il beneficio complessivo. Certo, è molto molto importante quanto sta sottolineando il nostro commercialista. Stanno arrivando tantissime richieste, tantissimi messaggi e anche qualcuno che sta telefonando. Ecco, dovete porre la vostra domanda solo con un messaggio al 342 7455 005 e possiamo porgere delle domande al dottor Crispino che, come vedete, è molto chiaro nella sua esposizione. Quindi, le multe stradali si possono rottamare? Si possono rottamare solo alcune multe stradali
ma non per la sanzione, ma solo per gli oneri accessori per gli interessi di mora, perché se ovviamente la multa statale sarebbe condonabile, tra virgolette, arrottamabile per intero, verrebbe estinto totalmente il debito. Quindi sulla multa stradale solo quelle da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, okay, o da Polizia locale, ma solo per la parte relativamente agli interessi di mora e alle spese di riscossione. Quindi la sanzione amministrativa in quanto tale rimane immutata, ma anche là si può ottenere un risparmio del 20-30% in relazione al tipo di sanzione. Abbiamo detto dunque che si può pagare tutto in una volta oppure si può rateizzare, ecco, nel massimo è 54 rate, bimestrali. Ma si può scegliere, tipo io ne voglio fare 30, cioè si può decidere anche quante rate e la percentuale di interesse è sempre quella, oppure se decido per rottamare come dire, con 10 rate, che sono poche, no? Allora, ogni contribuente può scegliere liberamente in quante rate pagare l'importo a debito. L'unico vincolo è che la rata non può essere inferiore a 100 euro, la singola rata. Quindi ovviamente se ho un debito da 800 euro, al massimo potrò scegliere 8 euro pari a 8 rate da 100 euro. Quindi ciascun contribuente avrà l'opportunità di scegliere in quante rate pagare. L'interesse è sempre al 3%, che ovviamente varierà l'importo dell'interesse in relazione al numero di rate. Ovviamente più lunga sarà la realizzazione, così come un finanziamento o un mutuo, e più sarà l'onere e gli interessi. Certo, quindi il beneficio è pago più velocemente con 10 rate, quindi ho sempre l'interesse al 3%, però essendo minori le rate, cioè il numero di rate, chiaramente gli interessi incideranno in... Noi come studio abbiamo fatto una simulazione, per essere molto pratici, di quanto impatta questo 3% in 54 rate, 9 anni, quindi l'importo netto, cioè che può essere rottamato, aumenterebbe del 15-20% circa. Quindi se ora un importo iscritto al ruolo di 100, rottamabile diventa 60 se pagassi in un'unica rata, se lo rateizzo in 9 anni, questo 60 diventerebbe tra 75 e 80. Quindi anche il tasso di interesse su un periodo ampio di 9 anni incomincia a impattare sulla cifra finale. Quindi questa è un'altra valutazione attenta da fare. Però se si deve pagare 100 e con la rottamazione si paga 60, è un bel risparmio. Assolutamente, l'impatto è rilevante, quindi il suggerimento è ovviamente quello di aderire, perché poi se sono opportunità straordinarie, è vero che si dice che ogni 2-3 anni ci sia una rottamazione, però possiamo riscontrare che ogni rottamazione ha le sue caratteristiche. Nella quater rientrava tutto in un periodo di tempo più ristretto, una buona parte che rientrava nella quater, nella quinques non rientra, quindi non è detto che poi il governo di turno riproponga sempre le medesime condizioni sulla rottamazione successiva, quindi perché non godere oggi piuttosto che rimandare a domani, se si può ovviamente. È un'opportunità da cogliere. Altra domanda, come azienda avrò il DURC in regola solo alla fine del saldo di tutte le rate? La risposta è negativa, nel senso che aderendo alla rottamazione io risulto in regola e posso ottenere il DURC. E quindi questo significa avere l'opportunità di lavorare e di prendere le commesse dove è richiesto il DURC in regola, quindi anche questo è un buon beneficio. Sì, anche sulle aziende noi suggeriamo, proprio perché c'è questa questione del DURC, suggeriamo sempre di presentare 2 rottamazioni, una con i debiti dell'INPS, su cui ovviamente bisogna stare un po' più sul pezzo perché la decadenza fa venire meno anche il DURC, e magari un'ulteriore rottamazione, perché ho detto prima che è possibile presentare più istanze di rottamazione, okay? Per cartelle diverse, ovviamente una magari su altri carichi a ruolo, cosicché laddove l'impresa non riuscisse nel corso degli anni a poter pagare, mantiene quella dell'INPS e quindi mantiene anche il DURC. Addirittura, ci sono delle domande molto specifiche ovviamente, vabbè, qualcuno ci chiede la tassa di circolazione, l'abbiamo accennato, lo vogliamo specificare nuovamente? Sì, ripeto, la tassa di circolazione, il bollo auto è un tributo regionale, quindi la regione
quasi probabilmente provvederà anche a fare rientrare questo tributo sulla rottamazione E qua c'è un'altra domanda, questa è piuttosto specifica, ma credo che possa riguardare anche tante persone. Vorrei sapere se si può rottamare un debito per i rifiuti di un immobile di genitori non viventi. Quindi è un debito del papà, della mamma? Astrattamente sì, perché anzitutto se è una imposta del papà e della mamma, siccome è un debito che va in successione, cioè di per sé non paga le sanzioni, non c'è bisogno della rottamazione, ecco. Perché le sanzioni i tributi sono trasmissibili, ma le sanzioni amministrative no. Quindi già risponderei al nostro amico che già di per sé, al di là della quinques, non deve pagare la sanzione. Quindi non è necessario aderire alla rottamazione? Non è necessario, certamente aderire alla rottamazione gli permetterà di pagare ratealmente il debito. Trattasi ovviamente di tributo locale, quindi bisogna verificare anche se il Comune provvederà ad aderire o meno, ma anche laddove il Comune non aderisse potrebbe chiedere lo sgravio delle sanzioni all'ufficio tributi del Comune. Certo. E ancora, i debiti di una società sono comuni con quelli personali? Là dipende il tipo di... entriamo in un altro ambito, esatto. I debiti della società rimangono tali, poi se ci sono società di persone c'è la responsabilità per i debiti della società anche da parte dei soci. Certo. Allora, diamo tempo ai nostri telespettatori di formulare le loro domande al 342 7455 005 con un messaggio. Ci fermiamo proprio per un minuto e poi torniamo ancora col dottor Crispino a parlare di rottamazione di cartelle esattoriali. Eccoci, stiamo parlando di rottamazione quinques, del modo di rottamare le cartelle esattoriali, quali possono essere rottamate, in che tempi e con quali modalità. Ne stiamo parlando con il dottor Armando Crispino, che è un commercialista e sta rispondendo anche alle tantissime domande che stanno pervenendo con un messaggio al 342 7455 005. Un nostro telespettatore ci chiede: avendo un'ipoteca da parte dell'Agenzia delle Entrate che mi risulta sul CRIF, aderendo alla rottamazione l'ipoteca va via? Allora, l'ipoteca rimane anche aderendo alla rottamazione, ma eventuale azione esecutiva per il recupero della somma viene sospesa fino al totale completamento del debito. Quindi l'ipoteca rimane, ma non rischio più l'immobile, perché se pago l'agente della riscossione non può fare più azioni esecutive. Ma questo vale anche per chi non ha ipoteche, ma per chi ha fermi amministrativi, per chi ha pignoramenti, quindi la presentazione dell'istanza e la permanenza in questo stato di beneficio anche durante la rateizzazione congela tutte le azioni da parte dell'agente della riscossione, che negli ultimi mesi, devo dire, è diventato aggressivo, cioè fa il suo lavoro. Quindi noi abbiamo riscontrato nella nostra pratica quotidiana che l'agente della riscossione entra nei conti correnti, fa i pignoramenti delle somme, fa i fermi amministrativi, fa le ipoteche. Quindi un ulteriore vantaggio dell'adesione alla rottamazione è il congelamento delle azioni esecutive per quelle in corso e la preclusione di nuove azioni esecutive per chi ancora non le ha subite. Quindi questo è un dettaglio non di poco conto. Molto importante. Ma rientrano tutte le cartelle esattoriali, anche quelle che sono arrivate pochi giorni fa? Non rientrano tutte, rientrano le cartelle i cui ruoli sono stati affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Cercherò di essere ancora più chiaro. L'ente creditore, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, forma degli elenchi, si chiamano ruoli, che vengono trasmessi all'esattore, all'agente della riscossione per il recupero. Quindi tutti questi elenchi che sono stati trasmessi entro il 31 dicembre 2023 all'agente della riscossione rientrano, tutti gli elenchi che non sono trasmessi non rientrano. Questo è un dettaglio importante. La data del ruolo è riportato all'interno della cartella. Quindi basta guardare la data del ruolo, esatto, e ci si può rendere conto se quella cartella si può rottamare o meno. Certamente, però il prospetto informativo è un dato certo perché è un documento che perviene dall'agente della riscossione. Quindi noi suggeriamo di chiedere sempre il prospetto informativo all'agente della riscossione, così da capire
quali cartelle rientrano e quale no. Ci possono essere magari delle cartelle 2023 che rientrano, cartelle 2023 che non rientrano, quindi bisogna sempre attenersi alle informazioni e poi va fatta sempre comunque una verifica del prospetto dell'agente della riscossione. E chi ha rateizzazioni in corso può aderire? Sì, può aderire, mi piacerebbe però chiarire prima chi è che ha rateizzazioni in corso. Facendo l'esempio precedente, io posso avere ricevuto una cartella nel 2022, quindi dopo la rottamazione quater per intenderci, che non rientrava, quindi per evitare azioni esecutive ho chiesto una rateizzazione dell'importo totale di interessi e sanzioni. Una rateizzazione che può avvenire ancora oggi fino a 60 o 72 rate in relazione anche al debito o alla posizione del contribuente. Quindi io un anno fa ho chiesto una rateizzazione, ho pagato 12 rate, me ne rimangono ancora 50. Per le 50 rate rimanenti posso aderire alla rottamazione quinques, quindi quello che ho già pagato rimane acquisito da parte dell'agente della riscossione, tutto quello che ancora devo pagare può rientrare in quinques. Quindi ciò significa che bisogna, per chi ha rateizzazione in corso, deve affrettarsi a richiedere il prospetto informativo all'agente della riscossione, così che può rimodulare il vecchio piano di rateizzazione con le cartelle che non rientrano nella quinques e quindi ridurre la rata e ottenere anche un beneficio parziale. Anche questo è molto molto importante. Continua a scriverci il signore, si chiama Edoardo, ci parlava dell'ipoteca, insomma, dice: ma al di là del congelamento esecutivo rimarrà comunque la segnalazione sul CRIF oppure è possibile richiedere la cancellazione e rettifica del merito creditizio? No, l'ipoteca rimarrà sempre sul CRIF. Quindi non si cancella l'ipoteca. Dice poi un altro nostro telespettatore: io sto pagando a rate la tassa dei rifiuti, posso aderire alla rottamazione con la quinta rottamazione? Ecco, vedo che si ripetono alcune domande sia sull'IMU che sulla Tari, forse dobbiamo specificare ancora una volta che questo tipo di tasse sono particolari, per cui non è certo che rientrino nella rottamazione. Ma su questo magari lo chiariamo in maniera diversa. Ogni comune potrà deliberare sui propri tributi locali. Quali sono i tributi locali? Sono l'IMU, la tassa sui rifiuti, la tassa sull'acqua, tutto quello che riscuote il comune. Aggiungo anche che quando il comune farà la delibera, ovviamente adotterà un suo regolamento e delibererà in quante rate è possibile aderire alla rottamazione del comune. Quindi la rottamazione quinques non è più una rottamazione del governo con l'agente della riscossione, ma è una rottamazione del comune che definirà le regole per la propria rottamazione per i propri tributi. Quindi ci potremo trovare con un regolamento per una rottamazione del comune di Catania che prevederà certe condizioni, il comune di Acireale probabilmente ne potrà fare un altro, anche se ci sono suggerimenti o comunque consigli sempre dell'Associazione dei Comuni Italiani su come procedere. Quindi sui tributi locali la palla passa completamente al comune di competenza. E quindi dobbiamo, come dire, sollecitare un po' i comuni ad aderire, e chiedere, informarsi comune per comune. Noi siamo una TV regionale, quindi Palermo, Messina, Siracusa, insomma sono ovviamente tantissimi comuni anche delle province che possono aderire, che possono decidere di aiutare i cittadini a pagare, a mettersi in regola con le tasse. Gli avvisi di addebito, ci chiedono, INPS, rientrano nella rottamazione quinques? Sì, rientrano. Mi piacerebbe chiarire cosa sono gli avvisi di addebito. Esatto, perché abbiamo finora parlato di cartelle esattoriali. Allora, gli avvisi di addebito sono sostanzialmente delle cartelle esattoriali che vengono emesse dall'INPS per il recupero dei contributi non versati, sia dei propri dipendenti sia i contributi personali degli imprenditori. Quindi l'avviso di addebito è paragonabile a tutti gli effetti a una cartella di pagamento, è rottamabile perché i contributi INPS sono rottamabili. Bene, cos'altro possiamo, vediamo se ci sono altre domande. Ecco, la stessa, i debiti contributi con l'INPS una volta sanati si possono riprendere? Non capisco la domanda.
i debiti contributi con l'INPS una volta sanati si possono riprendere. Non lo so, forse dobbiamo chiedere al nostro telespettatore di specificare meglio la domanda. Probabilmente la domanda forse potrebbe essere questa. Una volta che io tecnicamente ho pagato tutti i contributi, ovviamente il mio monte contributivo ai fini pensionistici mi risulterà sul cassetto fiscale o sul cassetto previdenziale dell'INPS. Quindi una volta che io ho completato saranno contributi che mi verranno per la pensione. Cerco di interpretare la domanda. Se abbiamo interpretato bene sì, la domanda, insomma questa è la risposta. Altra domanda che ritengo interessante da parte di un telespettatore, si chiama Mario, dice, su una quater in corso chiedo se si può aderire alla quinta se l'intestatario è nel frattempo deceduto. Allora, se l'intestatario è deceduto, dobbiamo capire se il debito è sempre del soggetto deceduto, e quindi abbiamo risposto già prima. Quindi ovviamente se il soggetto è deceduto e i debiti sono del soggetto deceduto, si può aderire alla quinques. Ma ripeto, in caso di soggetti deceduti e di subentro per successione, già le sanzioni non sono dovute. Quindi cosa si fa in questo caso? Bisogna andare presso l'ente creditore, cioè l'Agenzia delle Entrate o l'INPS e il Comune, e chiedere lo sgravio, tra virgolette, della sanzione, dire guarda, io sono l'erede, sono il successore, non devo pagare le sanzioni, quindi emetti un nuovo provvedimento con l'importo già al netto della sanzione. Quindi già al di là della quinques, diciamo che il beneficio c'è, non già c'è, aderire alla quinques. Esattamente. È inutile, sarebbe un passaggio in più, superfluo. Esattamente. Insomma. Ecco, ma come si fa? Si può fare online questa richiesta? Ci si deve collegare al sito dell'Agenzia delle Entrate? La procedura è piuttosto semplice, c'è il sito dell'agente della riscossione, ader.com, bisogna loggarsi col proprio SPID o con la carta d'identità elettronica, c'è proprio è molto semplice. C'è la possibilità di accedere alla procedura di rottamazione quinques, chiedere questo prospetto informativo per la parte principale. Poi se io voglio aderire, c'è un'altra funzionalità, aderisci alla rottamazione quinques, seleziono le cartelle per cui chiedo la rottamazione e automaticamente il sistema mi genera l'istanza, la confermo e la procedura è completa. Quindi la tematica di fondo non è tanto se è facile o meno facile aderire, la procedura operativa è capire se mi conviene, se non mi conviene, cosa posso rottamare, cosa non posso rottamare, se presentare più istanze di rottamazione, se ho rateizzazioni in corso, come devo rimodulare il vecchio piano, cioè avere una visione più chiara, direi strategica, di come gestire il debito nei confronti dello Stato. E questo è l'elemento su cui bisogna fare un ragionamento. Poi la procedura è piuttosto semplice. Quindi magari farsi aiutare da un esperto proprio per capire la propria situazione debitoria e comprendere fin quando posso spingermi con la rottamazione quinques, perché abbiamo capito che se si salta anche solo una rata, decade il beneficio. Quindi dobbiamo essere certi di poter pagare le rate che la rottamazione quinques ci propone, quindi sicuramente il beneficio c'è. Quindi se stiamo parlando di una sola cartella esattoriale, diciamo che il ragionamento è semplice, ciascuno di noi può capire se ce la facciamo o meno, però se se ne hanno tante, se è una società, se è un'impresa eccetera, già il discorso credo che diventi più complesso e quindi è bene secondo me farsi aiutare da chi può darci un consiglio più da esperto. Abbiamo un minutino, dottor Crispino, come vogliamo concludere questo nostro incontro? Io invito tutti a evitare di arrivare all'ultimo giorno, 30 di aprile, perché, lo ripeto, l'adesione alla rottamazione blocca tutte le azioni esecutive, quindi pignoramenti, fermi e quant'altro. Quindi il signore che non avevamo capito dice: se devo andare in pensione il prossimo anno, se faccio la rottamazione, la pensione la pagano lo stesso? La pagano se lui paga tutti i contributi in una rata. Se lui non paga tutti i contributi, ovviamente i contributi non risultano del tutto versati e quindi potrà andare in pensione ma con un monte contributivo inferiore.
Bene, abbiamo anche soddisfatto quest'altra richiesta di questo nostro telespettatore che non avevamo ben capito cosa intendesse dire. Allora, grazie dottor Armando Crispino, grazie per la sua disponibilità e per la sua chiarezza nel rispondere ai nostri telespettatori, grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.